Mi presento, mi chiamo Alberto Pugnetti, intanto faremo vedere poi qualche cosa. Io vengo dalla discografia, vengo dalle radio e quindi ho formato due radio, una a Milano, una a Roma, Roma Città Futura, Milano si chiama Canale 96, ma ha preso la RAI, mi sono messo a lavorare in RAI, Radio 3, Un certo discorso che è una trasmissione, parliamo di robe del secolo scorso, attenzione, non è che i ragazzi, se volete poi possiamo, ma è roba vecchissima. Poi pubblicità, musica in pubblicità, eccetera. Poi all'amore per la radio, come i primi amori, tornano sempre. Quindi 3 anni fa, un po' spinto anche dalla compagna, un po' spinto da me, dimenticavo, questo sarà un intervento di passione e di pancia. Passione, vedrete, pancia, come si parlava ieri, no? Chi c'era. E 3 anni fa abbiamo deciso di formare e di creare questa radio, Radio Francigena, che a dispetto del nome, e già avevamo sbagliato subito, non si occupa solo di Francigena, di via Francigena, si occupa di tutti i cammini, di tutto il movimento lento, di tutta la mobilità dolce. Ma perché? Perché siamo gli unici al mondo a farlo e questo mi fa anche piacere sottolinearlo. Cosa fa Radio Francigena? Intanto una web radio, e quindi la web radio si trova solamente su internet. E poi vi spiego, scusate, parlo sempre come radio, no? Cioè, vi spieghiamo, sono al plurale, no, vi spiego cosa facciamo. Però come è nata l'idea? Leggo perché l'avevamo scritta bene. Era nata dall'idea di fornire una voce a tutte le realtà culturali, associative, storico-turistiche, italiane ed estere, che puntano sul patrimonio culturale allargato alla qualità della vita e del buon vivere. Era scritta abbastanza bene. In realtà era un'idea di promuovere tutte quelle destinazioni, tutti i cammini, tutte le situazioni, anche per passaparola. Ieri se n'era parlato qui, no? Per cui le nuove tecnologie devono servire a raccontare qualcosa. Lo stiamo facendo da 3 anni e lo facciamo, credo, anche abbastanza bene, tenuto conto che non ci paga nessuno. Sto investendo io e altri soci soldi appunto della discografia, della radio, della pubblicità, eccetera, eccetera. Però questa è la passione e quindi la passione fa fare tante altre cose. Cosa trasmette Radio Francigena? Ogni giorno... Sono io? No. Ogni giorno trasmettiamo 24 ore su 24 con 5 finestre al giorno che diamo proprio in gestione ai camminatori, ai ciclisti, a chi va a cavallo, a chi va col kayak, col parapendio eventualmente se ce ne fosse uno. Per che cosa? Per raccontarci i loro cammini, per raccontarci le loro giornate, per raccontarci le esperienze che hanno sul territorio. E vi assicuro che sono bellissime. Io personalmente, che non ho, come vedete anche, insomma, camminato molto, ho imparato un mondo, una vita, una socialità che francamente non conoscevo. Ho imparato un'Italia che nessuno ci racconta, è un'Italia buona, un'Italia che si fida, un'Italia che accoglie, un'Italia che non ha paura, a differenza di quanto ci viene spesso raccontato, o perlomeno nel movimento lento, nel movimento slow non c'è tutto questo andazzo. Trasmettiamo però anche arte, cultura, benessere, ovviamente musica, lo facciamo anche in inglese, in francese, tra l'altro dopo vedrete una cosa, e anche in spagnolo se capita. Non traduciamo le cose perché ci piace lasciarle così come sono. I numeri di Radio Francigena. Allora, una web radio si ascolta solamente sul web e questo vuol dire che questa è una bella limitazione allo stato attuale. Sapete che lo switch off dall'FM è già previsto in generale. In Norvegia l'hanno già fatto. In Norvegia 3 anni fa, nel 2017 hanno chiuso le FM. Le FM verranno chiuse progressivamente anche in Italia. Già dall'anno prossimo in Italia non si venderà più una radio di quelle che conosciamo, le classiche radioline, se non ha
una parte digitale, almeno una possibilità di ottenere anche il digitale. Poi che il digitale sia il DAB o sia il digitale su internet, questo è ancora tutto da vedere. Però da qui all'anno prossimo la Svizzera chiuderà l'FM. Nel 2020 lo farà anche probabilmente l'Inghilterra e la Danimarca, fra 2020 e 2022. Noi probabilmente nel 2050 siamo ancora con Radio DJ e compagnia bella, però questo, insomma, vediamo. A noi non cambia la vita, noi nel caso, il giorno che decidono di chiudere l'FM, noi siamo già pronti, siamo già lì. Poi i numeri, dicevo, quando una radio web fa tanto, sono 1000 persone contemporaneamente da ascoltare. Capite bene che poca roba, perché poi non è neanche interessante per un investimento da parte del pubblicitario o di un'agenzia o di un cliente. La web radio però vive sul podcast, che vuol dire qualsiasi cosa viene trasmesso viene messo in un posto. In quel posto c'è un link e uno può andare a sentire quando vuole ciò che è stato trasmesso. Beh, su questa cosa siamo a 500.000 persone che scaricano i nostri programmi, che francamente non è proprio da buttare via. E sono 500.000 persone che sono interessati al movimento lento, allo slow, travel e compagnia bella. Tra l'altro la cosa simpatica è che possiamo anche vedere da dove ci ascoltano sul web, per cui sappiamo che, non so, questo qualcuno me lo dovrò far spiegare da Joseph, come fanno ad ascoltarci in 8.000 dal Giappone. Uno dice, vabbè, ma trasmettiamo in italiano, non è che trasmettiamo in giapponese. Eppure è così. Ci ascoltano dal Sud America tanti dalla Nord America, ovviamente in Europa. Ce n'è anche uno, lo cito sempre, anche dalla Corea del Nord, ma quello deve essere uno dei servizi segreti, perché quello è chiaro che insomma, non sai cosa deve essere. Però ecco, insomma, questo è un po' tanta passione, insomma, noi cerchiamo di promuovere il territorio, lo facciamo da soli. Pensavamo e speravamo che le istituzioni potessero in qualche maniera accorgersi che c'è qualcosa che gratis sta facendo promozione sui territori, sui cammini, eccetera. Al momento ci chiamano, si fanno intervistare, ci fa piacere intervistarli, però senza polemiche, per carità, però nessuno si fa vivo. E vabbè, noi facciamo quello che chiamo, non è che l'ho inventato io, lo chiamiamo lo storytelling dei cammini, dei percorsi. E adesso vorrei fare, senza punta polemica assoluta, però riferimento a ciò che è stato detto ieri da Joseph, che mi ha fatto un po' pensare. Cioè, lui aveva detto, chi fa il cammino lo fa perché è egoista, lo fa perché pensa a se stesso. Aspetta, che qui sta andando. Vorrei farvi vedere, ma veramente senza alcuna polemica, però farvi vedere, non si riesce a fare che non gli corro dietro, che già non ho il fisico, quindi. Devo puntare. Vabbè, se ti dico di andare avanti. Pietro, vi presento questi campioni, perché secondo me è importante conoscerli. Pietro Scidurlo, tetraplegico dalla nascita per errore medico. 4 volte il cammino di Santiago. Guida per terre di mezzo sui cammini per tutti. C'è uno che si sta buttando, e anche fisicamente, devo dire, perché non sta proprio benissimo in questo periodo, a far capire che i cammini devono essere per tutti, possibilmente. E questa è una cosa che ieri abbiamo solo accennato. Fabrizio Pepini. Fabrizio Pepini nel 2012 ti hanno diagnosticato, scusate, leggo perché, un linfoma mantellare al 4º stadio inoperabile. Da allora, e siamo nel 2018, ha fatto oltre 15.000 chilometri a piedi, la malattia è scomparsa. Se volete cito, non è miracolo, può essere miracolo, ognuno come vuole. Io cito, tendo a essere ateo, cito il professor Berrino dell'Istituto dei Tumori, che dice che con 5-6 ore di cammino si abbassano i valori di emoglobina e glicemia.
è ancora vivo e racconta storie bellissime. Grazie. Fabrizio Peppini, sempre lui, assieme ad Andrea Polidoro, si sono inventati la via del Trasimeno, che è un circuito lungo il lago del Trasimeno, che già questo sarebbe un motivo di orgoglio per qualcuno che ha dei problemi di vita, non cioè di vita. In più hanno deciso di far camminare lì, e poi dopo anche su Santiago, ragazzi che hanno problemi seri di inserimento sociale, cioè delinquenti, vogliamo dirlo così. Voi sapete che in Francia e in Belgio questa è una pratica abbastanza comune. Si chiama messa alla prova e vengono mandati a camminare su lunghi percorsi come il Cammino di Santiago, ad esempio, persone, ragazzi che ottengono il permesso dal giudice, che altrimenti starebbero in carcere, e vengono messi a camminare. Voi direte cosa c'entra tutto questo con il turismo, il marketing, eccetera. C'è la passione, anche c'è la pancia, non è che c'è solamente il business, c'è della gente che fa cose per altri. Faccio veloce un'altra. Elena Rota, lei sta benissimo, una ginecologa italiana che lavora a Sion in Svizzera, all'ospedale, ha deciso l'anno scorso, anzi 2 anni fa, scusate, di andare fino a Norcia e a Matrice, portando non fisicamente ma facendola arrivare, ma lei camminando per 40 giorni, 3 ecografi che il suo ospedale aveva detto vabbè, finito, cambiamo modello, buttiamoli via. Dice no, sono buoni, sono funzionanti, fino all'altro giorno li ho usati, li porto sul posto del terremoto e sono lì a Norcia, a Matrice e compagnia bella. Guarda, siccome abbiamo poco tempo, insomma, faccio scorrere Repubblica Nomade, 2 da Bergamo a Santiago per malattie femminili, fibrosi cistica da Roma a Canterbury. Passaggio chiave contro le dipendenze di gioco, alcol e sostanze. Portano a camminare. Cammino nelle terre mutate, cammino nelle terre del terremoto e per non lasciare da soli. Vai pure. Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida sul Cammino di Santiago. Noi ogni giorno riceviamo anche queste persone che ci raccontano il loro, cioè non è una radio, non è Radio Maria, intendiamoci con tutta la simpatia, però vogliamo raccontare una vita. Questo invece è un signore che dal Quebec ci ha ascoltati, ha detto forte quello che fate, vengo a camminare in Sicilia e poi ha deciso che era troppo poco, ha fatto anche da Barcellona a Roma a piedi, a dove star comodo. Andrea Spinelli, adenocarcinoma alla testa del pancreas, incurabile, dal 2013 che sta camminando anche lui. Insomma, il cammino avrà qualche cosa. Volevo chiudere, visto che siamo in Sardegna, con Marina Scibiglia, che forse conoscete, sarda, non mi ricordo più di dove, ma comunque. Ecco. Invece di fare le vacanze quando c'è tempo libero, prende, si mette a correre a piedi nudi per la Sardegna e ogni volta decide a chi regalare il suo tempo, per chi raccogliere i soldi, eccetera, eccetera. Questo per dire che non è che solamente c'è turismo, marketing, eccetera, c'è anche la passione e spesso non sono egoisti, ma questo, ripeto, senza alcuna vena polemica. Però siccome sto parlando troppo e ho anche sete, vi faccio vedere brevissimamente che cos'è una radio, perché una radio va sentita, non va parlata. Cari amici di Radio Francigena, ben ritrovati, sono Fiorella Pierobon e con oggi inauguriamo le dirette di Radio Francigena, la prima radio che si ripromette di seguire tutti gli avvenimenti che accadono lungo il percorso, di fornire servizi ai viandanti ma anche tanta musica, informazioni e cultura. Non potevamo iniziare meglio questo nostro cammino se non seguendo quotidianamente il progetto Cammina Francigena di Alberto Conte nelle sue 42 tappe a piedi e in bicicletta lungo la via Francigena. Pronto Alberto? Pronto, ciao Fiorella.
noi possiamo sperare in un futuro migliore se nasce una relazione col territorio. Io ho imparato il cammino avvicinandomi alle grandi montagne dell'Himalaya e lì la lentezza, l'avvicinamento avviene a piedi camminando e quella lentezza ti permette di entrare nel paesaggio, non di attraversarlo ma di entrare lentamente in quel paesaggio, di essere parte di quel paesaggio, di apprendere, di ricevere da quel paesaggio. Sono Elena, lavoro in ospedale, sono medico ginecologo, dalla Svizzera fino al centro Italia per raggiungere le zone colpite dal terremoto. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Più a queste telefonate notturne che lui mi faceva, lui era insonne, io invece no, ma insomma mi svegliavo. Quando entrai quella sera all'Oste, io dissi ho una busta da dare o a Ron o a Lucio Dalla o a Guccini. Non sognavo di cantare, non avevo mai cantato. Qui Grazia Pellegrina è partita da Santa Maria di Leo, che è la volta di Santiago de Compostela, Step to Stop Violence. Dopo l'Expo avevo proprio il bisogno di starmene da solo, quindi l'ho fatto da solo, camminavo circa 5-6 ore al giorno, più o meno 25 km al giorno, l'ultimo tratto del cammino francese. La crisi economica che per molti versi ci affligge, ci mortifica, per altri versi presenta delle opportunità. Il cammino per me è uno di questi doni della crisi. Fidarsi agli altri è veramente una cosa importante, non vale per le persone solo che si rivolgono ai nostri servizi, ma anche noi quando ci rivolgiamo ai nostri formatori e comunque in generale nella vita. Dare fiducia vuol dire avere speranza nei confronti di quello che è il cammino della vita. La vera battaglia che noi dovremmo essere in grado di far nascere come sensibilità trasversale è una battaglia a difesa dell'armonia, l'equilibrio delle cose. Si cammina, ci si immerge nella natura, ci si rimpossessa di ritmi che spesso dimentichiamo. Sono Antonio Moresco di Repubblica Nomade e dopo più di un mese e mezzo siamo arrivati a Berlino. Questi continui avamposti di bellezza, di utopia, di resistenza sono qualcosa di straordinario e se vivi sulla strada te ne rendi conto. Se stai chiuso nelle redazioni no, e questa è una grande colpa del giornalismo. Sto camminando da Aquileia a Belgrado, cercando di ritracciare il percorso dell'antico itinerario romano. Il camminare senza arrivare da nessuna parte mi sembra un tale nonsense e anche una grande fatica per niente. Insomma, mi è venuto in mente di andare a Roma a cavallo, quindi l'ho detto a Lucio, gli ho detto perché non mi accompagni? E lui mi ha detto non ti accompagno perché non so andare a cavallo. D'avoir des sujets photographiques et des reportages vidéo, des documentaires. Quelque part, d'avoir des histoires vraies. Et du coup, on ne peut pas avoir des histoires vraies si on a un chronomètre dans la main. Significa anche avere subito un buon rapporto dove arrivi, in qualunque posto del mondo, dove vedi persone che non hai mai visto prima. Siamo riusciti ad arrivare sulla cima del vulcano Etna. Stiamo facendo questi eventi per dare un segno che anche con delle limitazioni sensoriali, come nel mio caso che ho appunto la sindrome di Usher che prevede purtroppo una limitazione sia della vista che dell'udito. Nei quartieri delle città dove ci sono più alberi e più piante ci sono meno delitti contro la persona, meno suicidi, meno problemi di carattere psicologico, le degenze ospedaliere durano di meno. Io quando vado in gita trovo sulla spazzatura, mi riempio lo zaino di spazzatura. Se tutti quanti si mettessero via le proprie carte, le proprie spazzatura, si aiuterebbe molto di più a tenere un ambiente pulito e sano e bello agli occhi di tutti. Il nostro progetto è quello di percorrere questi 4.500 km di trail che unisce gli stati del Canada e del Messico e con la particolarità che è un tracciato al 95% sterrato. Non sono un grande camminatore perché mi perdo, c'ho questo problema, cammino praticamente solo sulla spiaggia perché so che anche se cammino per un'ora e ho il mare sulla sinistra, dopo mi basta avere il mare sulla destra che torno al punto da cui sono partito. Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km contro il cancro da Bergamo a Santiago. Sono nato a Bergamo, sono un cittadino, quindi sono uno che non era un predestinato a fare l'alpinista e l'alpinista di mestiere e per di più in altissima quota. Hello, my name's Edward Condry. I'm Bishop of Ramsbury, which is in the southwest of England. I'm a bishop in the Church of England. Tomorrow morning I'm heading off from Canterbury to cycle all the way to Rome along the Via Francigena. Stiamo aspettando che la strada diventi patrimonio dell'UNESCO. Tu che sei di Fidenza, Assolutamente, essendo così bello io sono oltre il patrimonio dell'UNESCO.
Siamo riusciti anche ad andare all'estero, a Londra, a Bruxelles, e devo dire che lì è stato ancora più bello che in Italia, perché le comunità italiane estere quando ti vedono arrivare lo vedono quasi come un favore che gli fai, e quindi c'è un calore esagerato. Siamo davanti al lago di Bracciano, purtroppo piove già. Il nostro Araldo che cosa prevede per la giornata di oggi? Innanzitutto prevedo che questo qui davanti a noi, grigiastro, plumbeo, sia il lago di Bolsena e non quello di Bracciano. Parli con uno che ha dato via la macchina e va in bicicletta da circa 7 anni. Il viaggio, cambiare il cielo sopra la testa mi aiuta a temperare il mio sguardo, a fermarmi, a osservare il piccolo, il dettaglio, ad avere curiosità negli incontri, a capire che non sappiamo nulla delle culture. State ascoltando Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.